ahimè è molto frammentario, ma è importante averlo trovato perché ci attesta la dedicazione originaria di questa chiesa, che quindi nel 1200 si decide di fare un'immagine narrativa di San Giorgio che uccide il drago. Di fronte a questi palinsesti così complessi, con strati sovrapposti così numerosi, il dubbio di chi qui viene per un restauro è quello di sapere dove fermarsi, cosa salvare o cosa poter sacrificare. In questo caso è stata fatta la scelta di mantenere tutto, di non perdere niente, di conservare al massimo la lettura di ogni strato. Un'ultima annotazione tecnica: questi dipinti duecenteschi non sono degli affreschi, ma sono delle pitture fatte direttamente sullo scialbo di calce, su una superficie bianca che doveva essere in origine davvero fulgente. Le figure sono prive di ambientazioni, quindi si dovevano staccare proprio dal fondo bianco. Il pittore è molto capace, riesce con un solo segno di pennello a fare l'arcata sopraccigliare, segna con perfezione gli occhi, crea delle mani che stringono, che fanno oscillare e quindi sono molto espressive, e anche i piedi riescono a dare l'idea del camminare. Questo pittore non ha un nome, però ha uno stile riconoscibile. Riesce a dipingere con mano sicura e i suoi modelli di riferimento sono sicuramente tratti dalle miniature del periodo. Dall'arte di illustrare i libri lui trae l'essenziale, il modo molto diretto di dipingere, e questo è un elemento importante perché ci dice quanto nel 200 la pittura prendesse spunto dalla miniatura, da quella che ingiustamente per secoli abbiamo chiamato un'arte minore, ma davvero minore non è. La scoperta di siti come questo, di cicli di affreschi duecenteschi, non è così rara nel territorio. Nel 2014 è stato riportato a nuova vita l'oratorio dedicato a Sant'Urbano I Papa, un santo antico anche questo, morto nel 230, nel territorio di Godega di Sant'Urbano. Un piccolo oratorio dove lavora un artista itinerante, lo stesso artista itinerante che lavora anche qui a Manzana. Ora abbiamo assegnato le opere a questo maestro di Pianzano. Abbiamo un piccolo repertorio dei suoi interventi e speriamo che piano piano, con altri restauri, con altre scoperte, riusciremo a comporre anche un catalogo più corposo di questo artista o di altri artisti che nel 200 hanno lavorato in questo territorio. Il secondo strato degli affreschi presenti nell'abside di questa chiesa risale alla metà del 1300. 1345 è l'anno in cui la chiesa viene dotata di un beneficio ed è probabilmente intorno a questa data che si procede con una nuova decorazione. Ci resta una teoria degli apostoli. Gli apostoli sono raggruppati a due entro un riquadro dal fondo blu e giallo e sono la testimonianza del credo degli apostoli. Si riteneva che la professione di fede raccolta nella preghiera del credo fosse la summa delle 12 frasi pronunciate dagli apostoli. Probabilmente questo non è vero, ma la tradizione pittorica ha fatto sì che proprio nelle abside delle più antiche chiese noi troviamo i 12 apostoli. Queste figure si sovrappongono a quelle duecentesche e quindi si tratta di un intervento fatto a distanza di circa 60-70 anni. Come mai un nuovo ciclo che si sovrappone ad un intervento precedente e sostanzialmente recente? Perché nel frattempo è cambiato il gusto. Queste figure che noi vediamo, i volti che sono sopravvissuti, sono molto volumetrici, questi sono ad affresco e quindi abbiamo finiture con piccoli particolari, i capelli, la barba, che vengono resi per dare il volume, lo stesso che troviamo anche nei frammenti degli abiti che sono qui sopravvissuti. Queste figure non solo mostrano un volume, ma vogliono esprimere anche dei sentimenti, dei pensieri. Ci sono le fronti corrucciate per dimostrarsi attenti, gli occhi ben sporgenti a dimostrare l'attenzione, oppure le labbra serrate per mostrare la concentrazione. È l'intera lezione di Giotto che è entrata preponderante anche in questi affreschi. Si cerca il volume, mediandolo dall'antico, ma si cerca anche la creazione di un pensiero, di sentimenti.
Questo stesso anonimo pittore trecentesco dipinge anche un santo vescovo sulla parete sinistra. Lo vediamo riquadrato allo stesso modo delle figure degli apostoli nell'abside, quindi con un riquadro blu e giallo. La figura è stante, guarda diritto verso di noi, ha una bassa mitria, ma con delle bordure ben evidenti dove si notano anche delle perle. Con la mano sinistra tiene il libro e con la mano destra invece compone con le dita il monogramma di Cristo. Il volto ha un'espressione molto solida, molto ferma e anche le pieghe della casula mostrano una perfetta volumetria. Siamo quindi in un momento di passaggio. Un pittore pienamente giottesco nel fare i volti e nel panneggio, ma che al contempo mette in mano quei simboli ancora legati alla tradizione bizantina. Nel 1305 Giotto aveva concluso il suo intervento a Padova alla Cappella degli Scrovegni. Poco prima aveva realizzato un bellissimo crocifisso a Rimini e proprio da Rimini degli artisti avevano portato il suo linguaggio a Susegana. La Grande Guerra ci ha privato di quel ciclo pittorico, però da lì tanti artisti itineranti hanno portato le novità di Giotto anche in questi luoghi un po' remoti del nostro territorio. La rivoluzione di Giotto è stata potente e come tutte le rivoluzioni ha avuto una rapidissima diffusione. Alla metà del Quattrocento risalgono le porzioni di affresco più ampie che si trovano sulla parete sinistra dell'aula. Riconosciamo la scena narrativa di San Giorgio che uccide il drago e alla sinistra un unico riquadro che racchiude due santi. Osserviamo il cavallo di San Giorgio. È bianco, le zampe anteriori sono sollevate, i finimenti sono ben descritti, l'azione è molto precisa. C'è una grande cura nella resa anatomica dell'animale. San Giorgio è posto in sella ed è una sella particolare perché è una sella da combattimento. Indossa tutta l'armatura e quindi la protezione dei piedi, delle gambe, le ginocchiere, anche la gubitiera sul gomito che permette lo snodo tra le due parti del braccio. L'elmo è completato dall'aureola. Grande attenzione è posta anche nella parte ventrale, dove si riconoscono tutte le falde con cui è realizzata questa armatura. Interessante ovviamente anche il piccolo mantello con quella croce rossa su fondo bianco, è l'emblema di San Giorgio e lo troviamo presente in tanti stemmi delle nostre città e anche nella famosa bandiera inglese. La posizione del cavallo, la tensione della gamba, la posizione della lancia rendono chiaramente l'idea di un'azione potente, rapida, controllata. È un peccato che il drago e la principessa non siano giunti fino a noi. Grande cura è posta anche nella descrizione della città. Le mura sono rosa, gli edifici grigi e rosa, sono ricchi di particolari. Ci sono i conci degli archi, le finestre allineate sopra delle linee marcapiano e addirittura ci sono i cassettoni all'interno di una loggia. Le due figure dei santi sono prive delle teste, però la presenza degli attributi ci permette di riconoscerle. Abbiamo San Pietro che tiene le chiavi in mano e dall'altra parte San Giovanni Battista, riconoscibile per l'abito e anche per il cartiglio dove leggiamo ancora la scritta Ecce Agnus Dei. Il volume dei loro corpi, le mani, la posizione suggerisce un dialogo anche, tutto è molto concreto, tutto è perfettamente descritto. Interessante è anche il riquadro che li raccoglie. Si tratta di un decoro molto geometrico in colore ocra che richiama un po' le cornici lignee che venivano realizzate in questo periodo. Guardando all'interno di questa chiesa ne troviamo altre e questo ci permette di riconoscere tutti gli interventi della metà del Quattrocento. Le stesse cornici le troviamo anche intorno all'arcone del presbiterio e qui troviamo la scena, suddivisa in due parti, dell'Annunciazione. A sinistra c'è l'angelo annunciante con la sua veste abbondante e le sue particolarissime ali verdi. Dall'altra parte troviamo la Madonna inginocchiata che prega e quindi la Madonna annunciata.
Molto interessante è guardare lo sfondo di questo riquadro, dove troviamo, come è tradizione, la camera di Maria. Qui, con pochi tratti, il pittore ci descrive il letto con la coperta rossa, il cuscino cilindrico, la struttura proprio del letto e anche una panca posta al fianco del letto con la sua chiusura. Questi interventi di metà 400 vengono ascritti a un pittore locale che si chiama Giovanni Antonio da Meschio. In tutte le sue opere ricorrono questi colori chiari, il rosa, il verde e questo gusto per la definizione linearistica, per la grafica nei suoi affreschi. È un artista presente nel territorio, lo ricordiamo soprattutto per gli interventi fatti nella chiesa di San Michele a Salsa e nel piccolo oratorio di Santa Maria Nova a Soligo. Siamo immersi tra le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, un luogo che nel 2019 ha avuto il riconoscimento UNESCO. Le tre principali caratteristiche che hanno motivato il riconoscimento UNESCO sono innanzitutto la coltivazione di queste dorsali hogback con la vite, la seconda la creazione dei ciglioni inerbiti, la terza la creazione di un paesaggio a mosaico, cioè costituito da piccoli appezzamenti. Sono tre elementi che parlano di terra, che parlano di coltivazioni, ma parlano soprattutto della ferma volontà dei viticoltori di un tempo di lavorare su queste terre, di trasformarle. In queste colline noi troviamo molti segni del sacro, chiese, piccoli oratori. Sono elementi caratterizzanti del territorio e intorno a loro sono nate delle piccole comunità, dei piccoli paesi, dei borghi. Sono luoghi che sono sempre stati curati, sono sempre stati abbelliti. Tutto ciò parte più o meno intorno alla metà del 1200, quando cominciamo a trovare segni di decorazioni, affreschi. Proprio questo, la presenza degli affreschi, è un elemento caratterizzante, potrebbe essere considerato il quarto elemento distintivo che caratterizza il territorio. Perché qui è nata proprio una civiltà dell'affresco che partendo dal 1200 arriva fino ai giorni nostri. Addirittura c'è stato un grande momento di rilancio dopo la Prima Guerra Mondiale. Le distruzioni che quel conflitto ha portato su questo territorio hanno spinto la popolazione a riattivarsi, a dare nuova vita ai luoghi di culto e lo ha fatto proprio rivalorizzando la presenza degli affreschi. Quindi nelle chiese di questo territorio noi troviamo anche affreschi della seconda metà del Novecento. Gli affreschi duecenteschi di Manzana non sono un ciclo completo, non sono facilmente leggibili, però sono un tassello importante, ci raccontano quello che è successo qui 750 anni fa, ci raccontano di un intreccio tra la fede, l'economia, la storia di un territorio. Porzioni duecentesche di affreschi li troviamo nella pieve di San Pietro di Feletto, ma poi li troviamo anche nell'oratorio di Sant'Urbano, a Godega di Sant'Urbano, a Pianzano, li troviamo a Santa Bona di Vidor e poi li troviamo a Feltre nel santuario dei Santi e Vittorio Corona e così anche in altri posti. Il cuore della presenza duecentesca del territorio è ovviamente l'abbazia di Follina. Ecco allora che in questo tessuto ritrovare gli affreschi anche a Manzana diventa un tassello importante per dimostrare la qualità artistica che c'era in questo territorio 750 anni fa, per capire gli intrecci di strade e anche intrecci di devozione. Qui vengono celebrati santi antichi, San Pietro, San Pancrazio, San Giorgio, Sant'Urbano, il XVII Papa. Le tracce diventano più numerose risalendo lungo i secoli. Numerose sono le presenze trecentesche e ancora di più quelle quattrocentesche. Potremmo dire che non c'è paese che non conservi un ciclo o almeno delle tracce della pittura del XV secolo. Evidentemente, per leggere la storia dell'arte del Veneto si parte da Venezia.
Però ci sono delle differenze. Qui troviamo gli affreschi, a Venezia non sono presenti. Le caratteristiche fisiche della città non hanno permesso lo sviluppo di questo linguaggio, di questa tecnica artistica. Ecco allora che visitare questo territorio diventa qualcosa di unico, qualcosa di diverso rispetto a quello che potremo incontrare a Venezia. Questa civiltà dell'affresco diventa davvero un elemento caratterizzante del nostro territorio. Cari telespettatori della Tenda TV, ben ritrovati sulla nostra rubrica estiva A Tutto Grest, una rubrica che vuole raccontare la vivacità, la bellezza delle attività nelle nostre parrocchie, delle parrocchie della diocesi di Vittorio Veneto durante il periodo estivo.
raccontare la vita delle comunità, raccontare l'esperienza che i giovani fanno, delle famiglie, dei bambini, dei ragazzi, raccontare il senso di condivisione e di gioia che animano i nostri oratori. Oggi ci troviamo al Grest San Giovanni Paolo II della parrocchia di San Vendemiano. Andiamo a conoscere i protagonisti di questo splendido Grest, andiamo a vedere i volti, le attività, i giochi, i laboratori che vengono proposti da dei bravissimi animatori ai bambini di questa comunità. Insieme a noi, tutti insieme, girls and boys, ma cantare inizia lei, dopo tu risponderai. Don Federico Amianti, cappellano di San Vendemiano e di Zoppè e Saccon, siamo qui con te, raccontaci un po' il Grest di San Vendemiano. Beh, ci sono 250 ragazzi dalla prima elementare alla terza media, tenuti da animatori, un centinaio, dalla prima alla quinta superiore, naturalmente anche con i volontari adulti che ci aiutano nelle varie incombenze della giornata. Il Grest comincia alle 8:45 del mattino e finisce alle 16:30 del pomeriggio, c'è la possibilità di mangiare qui in oratorio. Tanti bambini, tanti ragazzi, tanti animatori. Com'è la preparazione a questo Grest? È un Grest, diciamo, di queste dimensioni richiede una preparazione fatta per tempo, quindi noi partiamo alcuni mesi prima e organizziamo per gli animatori gli incontri di formazione perché abbiano la possibilità di capire cosa significa stare con i ragazzi, prendersi cura dei bambini, farli divertire e soprattutto trasmettere loro quello che è il messaggio del nostro Grest, che è un Grest che vuole parlare di Gesù e del Vangelo. E per questo facciamo 5 incontri di formazione aiutati da degli esperti che organizziamo a partire da maggio, proprio pensati per i ragazzi delle superiori. Tutti i temi del Grest sono pensati da un'equipe di volontari giovani che già alcuni mesi prima del Grest si ritrovano per cercare di pensare qual è il modo migliore per trasmettere il messaggio che vogliamo portare loro. Quest'anno il titolo del Grest è Dalla parte giusta, e la parte giusta è proprio quella di Gesù. Il messaggio che vogliamo dare è insegnare ai ragazzi che scegliere una vita cristiana non è una scelta come le altre, è una scelta che comporta delle responsabilità, del coraggio e la voglia di voler bene agli altri. Quindi attività di laboratorio, gioco, ma anche un momento insieme all'inizio con una proposta degli animatori. Qual è l'ambientazione che avete scelto quest'anno per caratterizzare questo Grest 2026? Grazie a un gruppo teatrale molto preparato, quest'anno noi proponiamo come ambientazione un'ambientazione western, precisamente il famoso film italiano Lo chiamavano Trinità, nella quale si seguono proprio due personaggi, due attori che vorrebbero fare i banditi ma che in realtà poi si ritrovano ad aiutare gli altri, ad aiutare l'oppresso, ad aiutare chi è in difficoltà. E quindi questo western con il tono molto divertente ci sembrava molto bello per trasmettere il messaggio che avevamo in mente. E tutti i copioni sono stati estesi dagli animatori stessi del gruppo teatro, che hanno anche pensato ai costumi e all'ambientazione per rappresentare in scena quello che è un film amato davvero da generazioni di italiani. Siamo qui con Gabriele. Gabriele, come sta andando il Grest qui a San Vendemiano? Sta andando molto bene. Abbiamo iniziato settimana scorsa, ma comunque sta andando molto bene questa esperienza estiva qui a San Vendemiano. Angelica, cosa ti piace di più del Grest di San Vendemiano? Stare insieme ai bambini e fare le attività di gruppo, quelle che facciamo in aula. Maria Vittoria, raccontaci qualcosa delle attività che fate nei gruppi. Ci sono diverse attività nei gruppi, specialmente al mattino, e sono attività comunque che istruiscono il bambino e gli fanno capire nuove cose, scoprire nuove cose. Davide, raccontaci qualcosa della mattina degli animatori e anche dell'inizio del Grest qui a San Vendemiano. Allora, noi arriviamo qua verso le 8:30 per fare la preghiera animatori
e successivamente dopo abbiamo i balli di gruppo con gli animati e il teatro. Successivamente adesso abbiamo appena finito l'attività di gruppo, che è un'attività più formativa. Adesso abbiamo la ricreazione, poi dalle 11 a mezzogiorno abbiamo i giochi e infine dopo andiamo a casa per la pausa pranzo, la maggior parte degli animatori. Filippo, è la tua prima volta al Grest? Hai fatto altre esperienze? No, ormai è il 4º anno che faccio qua al Grest, ogni anno è sempre più bello. Raccontaci qualcosa magari dei pomeriggi che fate con i ragazzi. I pomeriggi, la prima attività sono i giochi senza frontiere, poi successivamente vengono divisi nei vari laboratori con i vari responsabili. Ogni mattina il Grest si apre con una scenetta preparata da voi animatori. Quanto lavoro c'è dietro e quanto piace soprattutto ai bambini? Beh, allora i bambini si divertono sempre molto. Il lavoro dietro è molto, al mattino veniamo qua alle 7:35 per provare la scenetta che faremo alle 8:30 e poi ci fermiamo dopo pranzo per provare quella del giorno dopo. E comunque c'è tutto il lavoro per preparare i costumi, scrivere il copione, fare gli oggetti di scena e tutto quello che vedete comunque è realizzato da noi con il nostro impegno, però ci mettiamo la passione e siamo molto contenti di farlo. Siamo qui con Ronzino, un personaggio fondamentale di questo Grest. Ronzino, come sta andando il Grest a San Vendemiano? Che discorso lungo. Sta dicendo che sta andando benissimo, che si sta divertendo, che ti danno tante carote, hai detto anche, e che i bambini sono come sono i bambini, non ho capito? Ah, sono stupendi e meravigliosi. Allora direi che dobbiamo fare un applauso al nostro Ronzino. Voi siete? Aida, Matilde, Gioia, Elison. Da quanti anni vieni al Grest di San Vendemiano? Questo è il 6º. Che cosa ti piace allora di più del Grest e perché ogni anno ritorni? Ritorno per la compagnia, per le attività pomeridiane, per i giochi, un po' per tutto. Gli animatori sono bravi? Sì, dai, sì. Senza di loro non si potrebbe fare niente, quindi. Che cosa ti piace di più della mattina al Grest di San Vendemiano? La scenetta, perché è molto divertente e gli attori sono molto bravi e riescono a interpretare bene la storia. Al Grest fate anche qualche uscita, qualche gita? Sì, molte, ogni venerdì facciamo una gita o un'uscita, tipo lo scorso venerdì abbiamo fatto la biciclettata e questo venerdì andremo a vedere un museo degli aerei storici. Consigliereste il Grest alle vostre amiche? Io sì, molto, perché comunque, come ha detto prima Ida, si sta bene in compagnia e è molto bello, anche si fanno belle cose, sì. Salutate i telespettatori della Tenda TV. Ciao! Il vostro oratorio è davvero ampio, grande, con tanti spazi sia all'esterno che all'interno. Vediamo qui su queste pareti anche i disegni dei Grest passati. Di cosa ci puoi raccontare? Ogni anno, grazie alla capacità artistica dei nostri animatori, viene fatto un murales sul tema dell'anno. Abbiamo visto quello del 2024 sull'Isola del Tesoro, che è il tema teatrale che abbiamo messo in scena. E questi murales sono realizzati dai ragazzi nei laboratori che si tengono al pomeriggio. Ci sono chiaramente degli animatori preparati con capacità artistiche e cerchiamo così anche di abbellire il nostro oratorio per tutto l'anno. Qui possiamo vedere il murales del Grest dell'anno scorso, ambientazione Tre Moschettieri, e questo è proprio il lavoro che hanno realizzato gli animatori assieme ai ragazzi. Quest'anno, come dicevamo, con il tema lo chiamavano Trinità, stiamo già realizzando il nuovo murales, eccolo qui, in cui possiamo vedere Bambino e Trinità, Bud Spencer e Terence Hill, e pian piano stanno emergendo le figure dei loro avversari e della famiglia di coloni in difficoltà che aiuteranno. Don Marco Zarpellon, parroco di San Vendemiano, di Zoppei di Saccon anche. Cosa vuol dire fare il Grest in una parrocchia? Qual è il valore aggiunto in una comunità di questa esperienza? Il valore aggiunto sicuramente è quello del servizio dei ragazzi. Io ho sempre fatto Grest pensando all'importanza che ha di impegnare nel servizio dei più piccoli
gli animatori, insomma, quindi formare gli animatori, far sì che siano gruppo, che si mettono al servizio dei ragazzi più piccoli con generosità, nella preparazione pre-Grest, nell'attuazione, nella sistemazione. Io dico così, per me il Grest è fatto soprattutto per gli animatori, poi abbiamo anche tanti ragazzi, bambini, famiglie che beneficiano di questo servizio e quindi questa è una conseguenza bella, però innanzitutto dal punto di vista del servizio pastorale, dell'azione pastorale, è un modo per coinvolgere i ragazzi delle superiori per un fine buono e anche cristiano, perché non facciamo soltanto animazione o impegniamo il tempo libero dell'estate, ma cerchiamo anche di dare un profilo di fede, c'è un momento di preghiera, c'è un momento di riflessione, c'è un filo conduttore che è un modo per annunciare il Vangelo ai più piccoli, approfittando di avere tanto tempo a disposizione con loro. Penso che sia questo in sintesi. E cosa si può portare a casa un giovane, un animatore che dedica dei mesi della propria estate, delle proprie vacanze per vivere questo servizio? A me pare che i ragazzi quando cominciano a fare questo servizio abbiano, come dire, il freno a mano tirato, no? Perché vuol dire sacrificio, vuol dire tempo, vuol dire formazione. Poi man mano che si va avanti, no? Di settimana in settimana, notiamo che ci sono davvero quasi tutti, ma alcuni in particolare ti fanno capire che l'esperienza di servizio cresce man mano che loro si rendono conto di fare qualcosa di gratuito che gli riempie il cuore. Quindi potersi interfacciare, conoscere, riconoscere dai bambini, portarli nel cuore, fa sì che pian piano i ragazzi si sentono che questa sì è la loro casa, gli animatori sentono che questa è la loro casa, ma che la relazione che hanno con i ragazzini è una relazione veramente fraterna, si vogliono bene, quindi io penso che questo sia una bella traccia evangelica, insomma, tant'è vero che quando finisce il Grest c'è sempre il senso della delusione che tutto sia finito, si andrebbe avanti per inerzia, penso per altre settimane, con tanta meno fatica e con tanta più gioia forse, perché si è capito il valore della generosità gratuita, è quello che cresce, insomma, di settimana in settimana, mi pare di poter dire. Siamo qui al bar dell'Oratorio con Mariangela e Marina. Qual è il gusto di ghiacciolo più venduto al vostro bar? Il limone. Cosa vuol dire mettersi a disposizione della parrocchia in questo servizio per i ragazzi e per gli animatori? Mi fa piacere aiutare, visto che comunque i miei figli vengono qui al Grest, e poter anche io dare una mano, visto che la parrocchia dà questa grande opportunità per trascorrere l'estate in un modo sereno e anche sano, con dei bei valori ai nostri ragazzi. Voi vi chiamate? Santiago. Ines. Che cosa vi piace di più del Grest? Stare in compagnia con gli amici e giocare a calcetto. Mi piace la scenetta e mi piacciono i laboratori al pomeriggio. C'è un laboratorio che ti piace in particolare? Mi piace il laboratorio di traforo. Tagliamo il legno per fare delle forme. Siamo in chiusura di questa puntata di A Tutto Grest dall'Oratorio di San Vendemiano con Don Federico. Don Federico, l'esperienza del Grest cosa lascia ai ragazzi, cosa lascia agli animatori, alle famiglie e anche alla vostra comunità di San Vendemiano? Tutto l'anno, quando incontro i bambini e i ragazzi che hanno frequentato il Grest, mi dicono: ciao Don, quando è che ricomincia il Grest? Effettivamente il Grest sono 4 settimane in cui i ragazzi si divertono tantissimo, si sentono amati, e quello che mi preme dire è che il Grest non è solo un luogo in cui i ragazzi possono stare quando le scuole sono chiuse o che aiuta i genitori che sono al lavoro per tenere i ragazzi sorvegliati. No, il Grest è proprio la comunità cristiana che si prende cura delle nuove generazioni nel periodo dell'estate, facendo vivere l'oratorio, luogo in cui si vuole seguire Gesù. E questo è quello che proviamo a fare qui nel Grest di San Vendemiano, e per questo voglio davvero ringraziare tutti i volontari che ci aiutano a portare avanti questa iniziativa della nostra comunità. Da San Vendemiano è tutto, dall'Oratorio San Giovanni Paolo II concludiamo la nostra puntata di A Tutto Grest.
Ricordo che potete rivedere questa puntata sul sito www.latendatv.it e sul sito dell'Azione. Un caro saluto a tutti.